nostro candidato alle elezioni europee, Gustavo Franchetto. Sì, grazie, buongiorno a tutti. 2 minuti per presentarmi il tempo di una riflessione. Gustavo Franchetto, sono veronese, sono in consiglio regionale dal 2000. Nel 2005, quindi la seconda legislatura, sono stato eletto nelle liste dell'Ulivo e parto, guardate, dall'ultima riflessione del Presidente Antonio Di Pietro, che è una riflessione che si attaglia molto alla mia scelta. Fu proprio durante il governo Prodi, tormentato governo Prodi, e le grandi tensioni che dentro la coalizione di centro-sinistra stavano così sviluppando, che maturai la simpatia, la scelta, la voglia di entrare nell'Italia dei Valori perché, e credo che possiate essere veramente d'accordo, il più leale alleato di Prodi era Di Pietro. Di Pietro, con Prodi al governo, credo sia stato il ministro che non solo non ha mai sollevato particolari questioni, ma ha sempre lavorato perché quella maggioranza potesse tenere e portare avanti il governo del Paese. Per dire che conosco l'Italia dei Valori nel momento in cui l'Italia dei Valori governa, è forza che sa governare e che oggi, passato ovviamente all'opposizione, sa dimostrare fino in fondo di saper fare opposizione. Ma ecco, non limitiamoci a fotografare questo partito come un partito che sa solo dire no, ma è un partito che sui 2 fronti, a mio giudizio, ha dato ampie prove di capacità. Per quanto riguarda l'esperienza, guardate, vissuta in Regione, potrei raccontarvi 1000 tappe, 2 riflessioni rapidissime. La realtà di Belluno, la particolarità di Belluno nel contesto veneto, il referendum che avete subito o voluti in tante aree del territorio per andare sotto il Trentino, per l'insoddisfazione di una politica regionale che non sa guardare con attenzione alla montagna. Le grandi battaglie condotte con il collega Guido Trento, Reolon lo conosci molto bene, credo no, la consigliera regionale è davvero innamorata comunque di questa terra perché nello statuto della Regione Veneto venisse inserito il riconoscimento a Belluno di territorio degno di una particolare autonomia. Sono battaglie che sono state fatte ancora dal 2000 e io non vorrei sbagliarmi, ma nel 2000 Galan, nel fare la campagna elettorale da queste parti, promise uno statuto dove andava a riconoscere l'autonomia di Belluno. Siamo nel 2009, Galan e il suo governo di centrodestra questo statuto non l'hanno varato e quando arrivò in aula una prima lettura sul finire della passata legislatura venne cassata la dimensione di Belluno come territorio che doveva avere un riconoscimento particolare dalla sua autonomia. Sono battaglie, guardate, fatte da chi ha una certa sensibilità rispetto ai problemi che la montagna vive nel contesto del paese, che sono sempre problemi più dilatati, più difficili, necessari comunque di attenzioni maggiori. È proprio in questo contesto, e chiudo, quando arrivavano i fondi dall'Europa per diciamo, distribuirli nei piani regionali di sviluppo, nel piano rurale di sviluppo, sempre con Guido Trento, in Commissione 4ª Agricoltura, sono anch'io lì, a batterci perché un punteggio particolare venisse dato a tutte quelle attività agricole che si svolgevano in montagna. Per dire che insomma all'interno del centro-sinistra in questo tipo di sensibilità ci sta tutta l'alleanza che qui oggi a Belluno ribadisce il pieno sostegno al Presidente uscente, al Presidente candidato Reolon e ribadisce direi questa sintonia che c'è tra le nostre forze politiche, con una visione che guarda qui al territorio ed è molto attenta anche allo scenario più ampio internazionale che può dare a questo nostro territorio ancora ulteriori strumenti. Grazie e buona mattinata.